Salve a tutti, sono il dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo, e oggi torno a parlare dell'elettroporazione, che è la metodica più innovativa che abbiamo al momento per il trattamento della fibrillazione atriale. Ne torno a parlare perché, oltre a essere doveroso per l'ampissima diffusione che sta avendo, anche perché le due principali società di aritmologia mondiali, che sono quella americana e quella europea, hanno appena emesso uno statement, una guida pratica e workflow riguardo questa procedura. Questa metodica non è una metodica sperimentale in quanto è già ben consolidata in letteratura scientifica. Nell'ospedale dove lavoro, il Maria Cecilia Hospital di Cotignola Ravenna, viene utilizzata già dal 2022 e siamo stati il primo centro insieme ad altri 4 in Italia. Faccio un breve riepilogo delle caratteristiche di questa metodica, ma se volete entrare più nello specifico potete andare su YouTube e scrivere il mio cognome Placentino seguito da elettroporazione e vi usciranno tutti i video in cui ne ho parlato molto più nel dettaglio. Questa tecnologia utilizza l'energia elettrica e in particolare i campi elettrici pulsati ad alto voltaggio, ma per pochissimo tempo, stiamo parlando dell'ordine di microsecondi. Questo causa sulle cellule cardiache, sui cardiomiociti, in maniera selettiva, la formazione di microfori, dei micropori, da qui il nome di elettroporazione, che causa la morte irreversibile di queste cellule che causano la fibrillazione atriale. Questa metodica, rispetto alle altre due utilizzate per l'ablazione della fibrillazione atriale, che sono l'ablazione a caldo, la radiofrequenza, e quella a freddo, la crioablazione, ha il vantaggio di essere super selettiva per i cardiomiociti, cioè per le cellule miocardiche, e risparmia tutti i tessuti che sono intorno al cuore, in particolare il nervo frenico e l'esofago, che, anche se in maniera rara, erano i principali tessuti che potevano essere danneggiati dalle altre due metodiche. Un altro vantaggio da non trascurare dell'elettroporazione è il tempo procedurale. Questo è più o meno tra i 45 minuti e un'ora per un operatore esperto dall'inizio della procedura alla fine. Questo tempo è molto inferiore rispetto alla radiofrequenza e con la crioablazione più o meno siamo lì leggermente inferiore. Specifichiamo subito che le altre due metodiche non sono assolutamente delle tecnologie superate, sono ancora ampiamente utilizzate e valide, anche se l'elettroporazione sta prendendo sempre più piede. In una recente intervista della Società Europea di Aritmologia sono arrivate al 49% delle prime procedure di fibrillazione atriale. La metodica dell'elettroporazione è stata definita in questo statement, che è stato scritto dai più grandi esperti mondiali nel campo dell'ablazione della fibrillazione atriale, come uno dei più grandi avanzamenti nel campo dell'ablazione transcatetere e un cambiamento radicale nella tecnologia ablativa. Anche se questa metodica si sta diffondendo con una velocità senza precedenti, come è scritto anche nello statement, è sempre importante ricordare che c'è una curva di apprendimento e che l'operatore che si approccia a questa metodica deve conoscere nel dettaglio la dinamica dei campi elettrici utilizzati e anche le possibili complicanze che, seppur rare, devono essere sempre tenute in considerazione. Ricordo che l'ablazione con elettroporazione è una procedura mini-invasiva, come anche le altre due metodiche. Non vengono eseguiti tagli chirurgici, ma vengono reperite soltanto delle vene a livello inguinale, attraverso cui si inseriscono i cateterini che poi arrivano a livello cardiaco a selezionare i punti di interesse. Questa procedura viene sempre eseguita con paziente del tutto addormentato e nel centro dove lavoro, per sicurezza e per prassi, è sempre presente l'anestesista in sala, anche se non sarebbe obbligatoriamente richiesto dalle linee guida. Sperando che questo video vi sia piaciuto, vi invito come sempre a condividerlo con chi volete per garantire una più ampia diffusione e seguitemi sulle mie pagine social Facebook, Instagram, YouTube e TikTok, dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo. Grazie e buona salute a tutti.